fuori della villa una mattonella. In realtà era il suo pensiero profondo. Quello che fai, fallo bene. Mio padre era l'emblema di questo pensiero. Faceva tante prove perché voleva dare il meglio di se stesso, non era mai contento. Urlò in una delle serate, insomma a un certo punto si accordano per fare yoga. Mio padre incomincia a cantare. Roberto lo guarda e papà dice: io sono onorato di aver cantato una delle più belle canzoni napoletane, ma ancora di più perché sono stato accompagnato da un grande maestro che è Roberto. E Roberto lo guarda. Prima di questa sera ero convinto che il numero uno interprete di Dove fossi io. Sentendo questa versione di Mario, da oggi so chi è veramente il numero uno. Lei si fermò di scatto e dice: Marisa, quello è Mondelese, è il paese nostro. Ha vinto il concorso Voci Nuove, hanno fatto il coso. Ah, è bravissimo. Si chiama Aurelio Pieri, ma sotto è scritto Aurelio Pieri, di così sta scritto sotto. Non d'allarma. Lei, no, ma tu sapessi. Allora io, siccome aveva i baffi, quella fotografia, la prima cosa che dice: quanto è antipatico. Un'altra cosa che diceva mamma, era ben felice che il suo pubblico era di gran lunga femminile, e diceva: per una cantante è importante che le donne ti seguano quanto gli uomini. È un dettaglio che lei mi ha detto, perché può nascere una gelosia donna-donna, soprattutto all'epoca, perché poi all'epoca queste figure erano, diciamo, un po' dei miti anche nelle famiglie, erano considerate delle divinità. Era un fenomeno. Abbiamo cantato insieme, lui sempre moderno, con la camicia un po' aperta. Mi ricordo che io facevo una serie maggio e lui mi ha detto: te la lascio cantare perché questa è una canzone da uomo e poi la canto sempre io, perché sei mia nipote. Se no non te la facevo cantare. Bernardini ti telefonò, gli disse: ti devo parlare, quindi andò da lui a Rotemagna e gli disse in animo di fare una cosa, dice: mettiti in macchina, vieni con me. E Gianazzi si mise in macchina con Bernardini e andarono a Focetto, dove Bernardini aveva aperto questo nuovo locale, e gli disse: vorrei che lo inaugurassi tu. Allora, il debutto di Nonno in uno spettacolo è stato al Teatro San Ferdinando di Napoli tra il 55 e il 56. Cantò una canzone presentata da Bruni ad una Piedigrotta, e questo spettacolo al San Ferdinando si chiamava era il primo festival del Vesuvio, e in prima fila c'era proprio Edoardo De Filippo, che era proprietario del teatro.